Siamo nella zona dei Colli Euganei. L'origine di questa zona è vulcanica. Alla metà del 1400 viene costruito il santuario che è qui a fianco a noi e prima della seconda guerra mondiale la congregazione di Salesiani di Don Bosco acquista il monastero e acquista il colle di Monte Ortone. Con l'evoluzione degli anni diventa una struttura ricettiva sfruttando quello che da quel momento in poi diventerà una risorsa fondamentale per questo territorio, cioè l'acqua termale e il fango termale. Quando avevo 13 anni ho frequentato le scuole salesiane e poi da quando avevo 21 anni ho cominciato a insegnare nella stessa scuola che ho frequentato. Io ho fatto praticamente quasi 20 anni di insegnamento, di conseguenza tra virgolette ce l'avevo un pochino nel mio sangue, no? I salesiani mi chiedono se ero disponibile a cominciare questa avventura e quindi 12 anni fa mi sono trasferito qui a Monte Ortone e ho cominciato a gestire questa proprietà dei Salesiani di Don Bosco. Io non vivo questa struttura come essenzialmente il mio posto di lavoro fine a se stesso. Ecco. Per me rappresenta, proprio perché nasco e cresco nei Salesiani, una parte della mia famiglia. Grazie al miglioramento del PSR questo colle è diventato accessibile a moltissime persone, cosa che prima non lo era. Perché per molti anni il colle non ha avuto interventi e questo intervento veramente ha dato la possibilità di poter apprezzare il panorama che si vede da sopra, sfruttando anche in parte la via Crucis che è stata fatta e ha reso maggior vivibilità del territorio, perché poi il colle si trova proprio fra i due comuni di Abano e Teolo e quindi senza doversi spostare chissà che, già con una semplice bicicletta si può venire dal centro di Abano e si può seguire il sentiero che appunto parte dal lato del santuario e risale fino alla vetta. La parte termale che nell'altra struttura fa da padrona permette essenzialmente in qualche modo lo stacco e il polmone rispetto alla rigenerazione che appunto non può essere soltanto dal punto di vista fisico, ma deve essere anche in parte dal punto di vista spirituale. Quindi ultimamente noi abbiamo tantissime associazioni che ci richiedono di trovarsi qui all'interno perché qui riescono in qualche modo a chiudersi all'interno e di trovare un pochino il filo conduttore di una formazione piuttosto che di un momento anche di famiglia. Non è solo una struttura in cui io vengo, faccio un corso, ma una struttura che mi dà delle sensazioni, mi dà delle emozioni e quindi quando tu hai un ospite, hai una persona, soprattutto in certi ambiti anche persone anziane, che ti salutano, ti abbracciano e dispiaciute dicono ci vediamo il prossimo anno, penso che sia una delle cose più belle che ti permette in qualche modo di dire sto facendo la cosa giusta e questa è la strada che devo percorrere. Il PSR per me è stata una manna dal cielo, nel senso che veramente ha dato un input importante per riqualificare una parte della proprietà della Tesina San Marco che era dimenticata o comunque che non era prioritaria rispetto a quello che erano gli investimenti della struttura.